per alcune cose che sono state impedite, che riguardano il territorio della città di Catania e in generale della città metropolitana di Catania è uno dei più belli che esistono al mondo dal punto di vista della biodiversità. A Catania erano pronti alcuni scempi, ce n'era uno delle Ferrovie dello Stato per portare i treni ad alta velocità sugli archi della Marina, con la distruzione di un patrimonio settecentesco di abitazioni straordinarie, sfiorando addirittura il Castello Ursino. C'era un altro progetto pronto che riguardava via Alcide De Gasperi con l'ennesimo centro commerciale, con realizzazioni di garage al viale Raffaello Sanzio, tutti cementificati, operazioni che noi abbiamo impedito e abbiamo difeso il territorio. Insieme con questo 1000 altre cose già portate avanti nel campo del turismo, nel campo della variante generale del centro storico, che ormai è pronta all'esame del Consiglio Comunale, del regolamento edilizio, ma soprattutto opere importanti che riguardano il rilancio della città. Do soltanto un dato: grazie all'impegno che abbiamo profuso in questi mesi, in particolare dall'assessore Licandro, il Castello Ursino, che nel 2012 aveva meno di 25.000 visitatori paganti, nel 2015 ne ha 100.000. Siamo a avere quadruplicato in pochi anni il flusso dei turisti che sono presenti, e altri ancora ne avremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Abbiamo molto apprezzato questa scelta dell'assessore Croce, il fatto di trasferire la gestione del demanio marittimo e delle coste dalla regione ai comuni, ciò che ci consentirà di poter aprire, io spero, tutto l'anno o comunque per una lunga stagione gli stabilimenti balneari. Non si vede perché a maggio non ci possono essere gli stabilimenti aperti, o a ottobre, destagionalizzando e realizzando un'ulteriore prospettiva per il turismo. C'è un clima positivo anche con la regione in questa materia, lavoreremo insieme per gestire al meglio il nostro territorio.